piacere di essere un po' con voi questa sera e da parte nostra un augurio di una speciale serata. Che lui vi do i saluti, troviamo i saluti. Ah no, chi cosa vuole? Che è successo un casino? Benvenuti. Le storie sono per definizione la successione di vicende, fantastiche o reali, che prendono vita in uno spazio preciso. Per esserci una storia deve esserci un luogo. Per esserci un luogo occorre un architetto che lo disegni. Vi racconterò la storia fatta di luoghi, di vite, di parole, di canzoni, di scontri e di incontri, di soluzioni nascoste, come le stanze dei palazzi. Voi siete la storia che ascolterete, loro quelli che ve la racconteranno. Tu, Antonio. Buonasera a tutti, benvenuti a Villegendo, è la nostra prima volta in terra di Montegrotto, di solito eravamo nel Vicentino. Prima di iniziare questa serata permettetemi di ringraziare innanzitutto chi ci sponsorizza, perché grazie a loro possiamo fare questi appuntamenti, e siccome si tratta di un debutto in quelli di Montegrotto lascerei anche la parola al sindaco, che chiamo qui sul palco, per un brevissimo saluto. Grazie Antonio, buonasera a tutti, benvenuti a Montegrotto Terme e a Villa Draghi. Che dire, Villegendo sbarca anche nel Padovano. Dopo i grandi successi ottenuti in altre province di questa regione abbiamo accolto questa proposta che ci è stata fatta non semplicemente come Montegrotto Terme, ma come intera destinazione Terme e Colli Euganei, perché 2 eventi avranno luogo in questo splendido scenario e altrettanti avranno luogo a Teolo. Quindi vi invito a partecipare, vi invito anche ad andare dagli amici di Teolo. Che dire, questa serata è una serata che per noi è importantissima, è speciale perché è un momento di confronto su un tema in cui si sarebbe... Anche questa è una prima volta. È una prima volta. Su un tema in cui si sarebbe dovuto parlare durante una campagna elettorale, ma si è parlato di tutto tranne che dell'Europa. Quindi quando Alberto Gottardo, che invito a venire qui e accogliamolo con un grandissimo applauso, Padovano Doc, ci ha proposto questa serata, come amministrazione comunale abbiamo fatto i salti di gioia e gli abbiamo detto sì. Quindi grazie a voi tutti di essere qua. Una raccomandazione legata alla sicurezza: quando scenderete non ci sarà più questa luce, quindi fate molta attenzione
al sentiero, ci sarà comunque il servizio navetta e mi raccomando non utilizzate la scala dei cavalli perché l'ho fatta anch'io ma sono sceso con il sederino, quindi non usatela. E in caso di cinghiali facciamo la cena? I cinghiali facciamo la cena, sì, Perfetto. noi non siamo vegani. Bene, allora grazie a tutti della presenza, grazie Antonio, grazie allo staff di Villeggendo. Grazie a Alberto Gottardo che ci introdurrà i fantastici ospiti di questa sera per una serata miscela esplosiva. Grazie Alberto. Che finisca tutto bene, io dovrei parlare col collarino, dico a quello della regia, non so se si sente. Sì. Si sente? No. Se devo tenerlo così però è meglio usare il gelato. Stessi problemi che abbiamo anche in radio, ecco. Ecco, 1, 2, 3. Ma lei è acceso? No, sì, dovrei darmelo acceso tu, scusa. E allora? Di solito si accende. In 3 come i carabinieri. Allora, Non ci sono i carabinieri, vero? Allora, ringrazio anche l'organizzazione di aver messo a disposizione 2 ambulanze, serviranno questa sera, perché non è una serata per cuori deboli. Io mi domanderò sempre cosa vi ha spinto a venire qua, però si vede che non sono mondiali di calcio femminile, non gliene frega niente a nessuno. Voi non siete qui per sentire parlare me, mi sentirete parlare pochissimo questa sera, a differenza di quelli che sono abituati ad ascoltarmi a volte un tempo su Radio Padova e a volte anche alla Zanzara. Chiamo sul ring, potremmo dire, il primo degli sfidanti, il più giovane, il più basso anche, che è David Parenzo. La maggioranza silenziosa parenziana si sente. Anno 1976, uno dei peggiori studenti del liceo Tito Livio e poi il liceo classico Marchesi, mai laureato come me. David Parenzo fa il giornalista in maniera egregia, devo dire, autore di un libro, I falsari, edito da Marsilio. Alzino le mani i parenziani. Vedi, non sono pochi. Però 10 anni di più di carriera, oltre che di età, 10 centimetri di più di statura, anche di più, Mario Giordano. Mario Giordano ha i suoi fans questa sera. Non sarà facile. È un agguato, ragazzi, è un agguato nei miei confronti. Non è un caso che è noi un stiamo- agguato nei miei confronti, lo dico subito, è stato organizzato un agguato. Subito la A vittima. cominciare dalla locandina che ha fatto lui, in certo. cui lui mi tira un pugno, quindi si dà già vincitore. Sarà un match. No, poi, dopodiché mi hanno fatto venire qui a casa sua, perché lui è di questa zona, Di Padova, certo. è di Padova, e invece sono in trasferta, vengo dal Piemonte, da Milano, quindi fuori casa. Lui è arrivato fresco dal Rapallo, dall'hotel dell'Elite, a me hanno portato a Cittadella alle 6 del pomeriggio. No, bellissima città, bellissima. No, bellissima, ma io Giordano contro Cittadella. no, meraviglia. Giordano contro Gottardo, il tuo quel manutengolo Gottardo. No, io sono il generale il tuo delle forze manutengolo del nord. che fare arbitrare lui questo match è come fare arbitrare il derby di Torino a Mughini, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Questo ti varrà una querela. Mi ha portato a Cittadella, paese meravigliosa, dove sono stato 2 ore in piedi sotto il sole alle 6, senza neanche un goccio d'acqua, non mi hanno dato da mangiare, non mi hanno dato cena, mi hanno portato qui. E i seguaci a piedi. la strada a piedi? No, sono venuti in auto perché sono Come i tori prima della corrida. però ho portato su Sfiancato alcuni dalle dei banderine. giordaniani che stavano stremando a terra. Quindi ragazzi è un agguato, io mi sottopongo a questo in silenzio, ma sappiate che Parenzo è un complotto giudo-plutaico massonico. Industriale. Così. Allora, sono già saltati tutti gli schemi, ognuno qua fa quel cazzo che vuole, avete capito perfettamente, io potrei sedermi tra di voi al pubblico, non cambia nulla. Ipotizzavo prima di tutto sto casino di far spiegare in pochi minuti, prima a uno e dopo all'altro, la tesi del libro, perché sono due libri che in qualche maniera hanno delle antitesi l'uno contro l'altro tra di loro. Siccome sono parenziano, ma non fino al punto da decidere di far iniziare subito Parenzo, io direi, se Mario Giordano sceglie testa o croce,
C'è l'Aquila. Moneta con simbolo tedesco. Certo, è chiaro, chiaro. Ah, dimenticavo, a Villa Draghi, a Villa Draghi, una moneta col simbolo tedesco. E quello- No, io non lo so, io mi appello alla Convenzione di Ginevra, mi dichiaro prigioniero politico. E quello- Fate cosa volete. quello è... Fatti pagare con i mini bot e non rompere i coglioni. Ma io se valgono così tanto, fatti pagare. facciamo il sorteggio con i mini bot. Li volete i mini bot? Li volete? Fatemi Meglio pagare. che niente, Parenzo, meglio che il niente che avete dato fino adesso. L'Aquila germanica inizia Parenzo, il 2 degli euro invece inizia Giordano. Inizia Giordano. Il 2. E anche quella era ovviamente moneta truccata. Chiaro, truccatissima. Moneta truccata. E quindi cosa devo fare E devi adesso? spiegare in Quanto 5-6 tempo è? minuti perché il sovranismo che è all'interno del tuo libro è l'unica via di salvezza per l'Italia. L'ho detto in maniera neutra. No, dai, Tieni tu il tempo. Sì, faccio io Vabbè. partire il microfono. Fai partire il microfono. Fai Sono partire il completamente Ma non ha parlato già prima, Giordano, ho fatto quel comizio, quindi parlerà quello, no? Come... No, Allora, che tu, vai, fai i presentati, brogli di Allora, il mio libro, io ho scritto un libro sull'Italia che non è più italiana perché è sotto gli occhi di tutti, lo vediamo ogni giorno, le multinazionali spostano le loro aziende, dalla Whirlpool alla Pernigotti poco tempo fa, al Dado Knorr qui in Veneto che sta chiudendo e spostando tutto in Portogallo. Le aziende chiudono ogni 48 ore un'azienda, non solo i casi più clamorosi appunto come quelli che ho citato, ma tantissime piccole aziende che sono il tessuto non solo dell'economia ma anche della realtà sociale, che sono radicate nel territorio, vengono chiuse perché? Perché in Italia è mancata completamente una politica di protezione delle nostre aziende, vengono conquistate da queste multinazionali che agiscono esattamente come nel caso della Pernigotti secondo il principio di prendi il marchio e scappa, e quindi prendi il marchio che è quello italiano, come dire, che fa figo nel mondo, ma poi trasferisci la produzione altrove. Il caso tipico appunto della Pernigotti in Turchia, hanno portato la produzione del cioccolato in Turchia, paese notissimo in tutto l'universo, la Turchia per la sua democrazia e per il gianduiotto, no? Il gianduiotto turco, chi è che non conosce il gianduiotto turco? E quindi noi dobbiamo imparare semplicemente a difenderci. Io ho scritto questo libro per dire che dobbiamo imparare a difenderci, perché noi perdiamo le nostre aziende, perdiamo la nostra occupazione, perdiamo il controllo della nostra economia. Cito nel libro un rapporto dei servizi segreti al Parlamento, quindi non lo dice Mario Giordano, brutto, cattivo, sovranista, lo dicono i servizi segreti al Parlamento. Attenzione che stiamo perdendo il controllo della nostra economia, le nostre aziende siderurgiche non sono più nostre, le nostre aziende chimiche, a parte l'Eni, non sono più nostre, le nostre banche non sono più nostre, quindi così come fa uno a fare una politica economica? Ma l'economia è solo la punta di un iceberg di un paese che non è più nostro. Andate in giro, guardatevi attorno, guardate chi compra i terreni, chi compra i vigneti, i vigneti del Brunello sono tutti ormai nelle mani straniere, i centri delle città, il bosco verticale a Milano è del Qatar, come tutti i palazzi nuovi, il Milano se lo stanno rifacendo, il centro di Milano, Piazza Cordusio, i cinesi, l'isola di San Clemente a Venezia e dei turchi, l'istituto poligrafico di Stato dove si stampava la lira è oggi occupato dai cinesi, quindi non abbiamo più i nostri terreni, non abbiamo più i nostri prodotti agricoli, stiamo tagliando le piante di arance perché importiamo le arance dalla Tunisia, stiamo distruggendo le coltivazioni di pomodori perché importiamo i pomodori dall'Egitto, le olive, il riso l'abbiamo distrutto perché importiamo il riso dalla Cambogia e dalla Thailandia. Stiamo distruggendo la nostra economia, stiamo distruggendo la nostra cultura, stiamo costringendo i nostri migliori giovani a fuggire, a lasciare il paese. Pensatevi, guardatevi attorno nelle vostre famiglie, nelle vostre case, fra i vostri vicini. Ogni 5 minuti c'è un italiano che va all'estero e molto spesso è un giovane laureato, quindi noi produciamo laureati e poi li costringiamo ad andare via e poi importiamo in cambio manodopera non qualificata, immigrazione non qualificata, in modo da abbassare e distruggere i diritti dei lavoratori, cosa che è stata fatta in questi anni in modo vergognoso con l'appoggio dei buonisti alla Parenzo. Questa è un'operazione di distruzione che non si accorgono che difendendo questa cosa si difende la distruzione del lavoro, la più grande operazione di distruzione dei diritti dei lavoratori che sia mai stata fatta. Ebbene, questa operazione va fermata
e chiudo, va fermata, ci sono gli strumenti per farlo, per ognuna di queste cose poter aggiungere la lingua, la cultura, per ognuna di queste cose ci sono le leggi, quello che manca è la volontà di difendersi, perché vedete, è ovvio che siamo in un paese globalizzato, aperto, è ovvio che ci sono i cinesi alle porte, ci sono gli arabi che si vogliono prendere la Scala per 15 milioni di euro, poi vorranno anche comprarsi la Madonnina per mettergli il burka, sappiamo che è così, però il problema è che proprio perché siamo in un mondo globalizzato dobbiamo imparare a difenderci. Cittadella è una città meravigliosa, ci sono le mura, prima ti difendi, perché se tu non impari a difendere le tue tradizioni, le tue radici, la tua cultura, la tua storia, la tua meravigliosa storia, le radici e il patrimonio che tu hai, tu non vai incontro agli altri, ma quando hai la globalizzazione, quando vai ai cinesi alle porte e gli arabi alle porte, tu non fai dialogo, non ti apri, ma ti fai sottomettere, e se noi non impariamo a difenderci, noi vivremo in un'Italia sottomessa. Io un paese sottomesso ai miei 4 figli non lo voglio lasciare. No, per dare l'idea del professionismo di quest'uomo, avevo detto 5 minuti, ha fatto 4 minuti 41 secondi e 93 centesimi, quindi siamo al limite della perfezione. Dopodiché io che ho pagato questo libro, a differenza di quello di Parenzo che almeno me l'ha regalato, posso dire di questo libro che è un libro, se a qualcuno interessa il mio giudizio, no, credo. Sì. Vabbè, se no andiamo avanti. No, è un libro scritto molto bene da un punto di vista tecnico, non condivido una parola di quello che c'è scritto. A differenza di Di Maio sa usare i congiuntivi. Sì, e a differenza tua, lui ha fatto una cosa che tu non fai da un pezzo, cioè è andato sul posto e ha raccontato esattamente quello che ha visto. Lui l'hai fatto in passato. A Strasburgo sei andato a mangiare e bere a spese nostre. Devo dire che Mario Giordano, se posso spendere una parola in favore di Mario Giordano, con cui non condivido molto, ma condivido il fatto che il giornalista si fa così. Cioè si va su un posto, si guardano negli occhi le persone, troverete nomi, cognomi e sguardi e lacrime in questo libro qui, perché ha fatto una cosa bellissima, una cosa che è l'essenza del giornalismo. Vai su un posto e racconti quello che vedi, dopodiché, secondo la ottica di Mario Giordano, ma transiat. 4 minuti e 43 secondi e 93 centesimi anche per David Parenzo. Perché i falsari, perché l'Europa è così preziosa secondo te? No, perché bisognerebbe chiedersi che è quello che ho provato a fare, perché l'Europa è diventata il nemico perfetto per la politica italiana. Mario Giordano ha descritto un quadro apocalittico, catastrofico, e i problemi evidentemente ci sono, non è che c'è chi li nega. Una grande azienda italiana che si occupa di informazione, che si chiama Mediaset, del signor Berlusconi, in questi giorni ha trasferito la sede legale in Olanda. Colpo basso, in colpo Olanda. basso. Attenti. Colpo sotto la Attenti. cintura. E ha fatto un'operazione per salvare posti di lavoro e per rendere quel polo televisivo un polo competitivo a livello globale. Ha fatto un'alleanza coi tedeschi, vorrebbe comprarsi parte delle quote della TV francese e vorrebbe Mediaset costruire un grande polo europeo. Lo sta colpendo negli affari. Allora le aziende si muovono. La cosa importante è tutelare posti di lavoro e identità dei prodotti. Hai detto un cazzo. Hai detto un cazzo, hai detto un cazzo. Hai detto un cazzo. Che è quello che A Parigi si dice così. che è quello che sta avvenendo, perché Mario Giordano Ma l'azienda non esiste un Mario Giordano in Francia. Ma per diventa fortuna. italiano, ma Non perché la esiste. Francia ha difeso la Renault? Ma perché la Francia, che cosa ha fatto la Francia? Cosa ha fatto la Francia? Cosa ha fatto la Francia del tuo amico Macron? L'europeista Macron ha messo delle barriere alte come questa cosa, ha difeso il lavoro, ha fatto il sovranista, e ha fatto bene, come fa bene a chiudere le portiere a 20 miglia, e noi dobbiamo fare così.
il punto... Aspetta che tolgo la cravatta. No, E quello andava bene per i tuoi amichetti fighi del tuo Per il pubblico, per rispetto al io pubblico. sono sceso, metto la cravatta. per sono sceso tra il pubblico perché Allora. io la prossima volta metto un biglietto perché è una cosa fantastica. Allora. Vi godete uno spettacolo straordinario. Il tuo amico Macron, cosa ha fatto il tuo amico Macron? Macron ha fatto una grandissima cazzata. Ha fatto bene! Ha Allora. difeso la Francia! La truffa del sovranismo è esattamente questa. Noi abbiamo un ministro dell'interno, vice premier, quel simpatico signore che gira con quelle felpe dove scrive il luogo dove va, come se non sapessimo un cazzo, che gira e si scrive il nome sulle felpe. Ha creato il nemico perfetto. I leghisti sono passati da Roma ladrona a Bruxelles ladrona, ma il racconto è esattamente lo stesso. Contenetevi, Il contenetevi. racconto è Non siamo alla Se zanzara. mi date 4 secondi vi racconto perché. Avendo seguito la Lega da cronista, quando lavoravo prima in Veneto, 4 secondi sono scaduti. Ah, non da lavoratore, da cronista. prendete da giornalista. Ah, non da cittadino. È e un lavoro non da molto lavoratore. Da difficile, giornalista, signora, abbia da pietà, giornalista. è un lavoro molto Glielo racconto da giornalista. Ma lei poi è libera di votare la Lega, no? Mi pare che abbia il 34%, quindi qualcuno l'avrà votata, ovviamente. Quindi non c'è problema. La Lega ci ha fatto per 20 anni un racconto in cui si passa dal sovranismo padano al sovranismo nazionale. Prima era Roma ladrona, i poteri forti di Roma, il nord se ne va, vogliamo la secessione. E il nord della Lega dell'epoca, del 94, 95, 96, Bossi veniva tenuto per la giacchetta soltanto perché c'era un signore che si chiama Berlusconi che ogni tanto lo chetava e quindi le sue passioni secessioniste non le ha mai applicate. Infatti non ci sarà nessuna secessione da Bruxelles, state tranquilli, perché la truffa del sovranismo la vediamo in queste ore. Come non ci fu la secessione da Roma, che veniva semplicemente minacciata tra il Dio Po e l'idea dell'esistenza di una identità padana che non esiste, così non ci sarà nessuna secessione da Bruxelles, perché non conviene a nessuno. Non conviene ai leghisti stessi, che non la vogliono e infatti la agitano semplicemente come strumento di lotta politica. Non c'è stata l'indipendenza del Nord. Il Nord, che all'epoca voleva andare in Europa e staccarsi da quei terroni da Roma in giù, perché questo era, la Lega all'epoca voleva chiedere l'ingresso nell'Unione Europea e staccarsi da Roma. Perché? Perché era la parte ricca del paese. Quel geniaccio di Bossi aveva intuito una cosa vera. Al Nord c'è e esiste un blocco sociale di riferimento di gente incazzata, partite IVA, gente che paga le tasse, un luogo tutto sommato in cui lo Stato funziona, a differenza del Sud. Aveva intuito che c'era una risposta da dare a delle persone e si è poi inventato tutta la fenomenologia della Lega, il Dio Po, quelli con le corna, l'acqua e quant'altro. Ora lui ha preso tutto questo, Salvini, ha capito che il nuovo centro di potere era Bruxelles e ha spostato il racconto. Ha spostato il racconto. Posso replicare? No, però. Signora, L'ha fatta la situazione. Scusate. Ma L'educata. allora, prendo la provocazione di Parenzo così replica. No, poi voglio dare il bello delle No, aziende. certo. Prendo la provocazione di Parenzo per farti una domanda, Mario. Ma cosa è successo? Non Crediamo all'educazione. Come direbbe qualcuno alla zanzara, sembra che vi state divertendo come dei passi. Cosa è successo? Ha ragione Parenzo. Che cosa è successo? A quelli che governano adesso, che dovevano però spezzare le ragazzi, dobbiamo reni. metterci d'accordo. Davide ha fatto un bel comizietto politico in cui la sua ossessione... No, io ho affrontato un tema, poi uno lo può pensare come vuole. La tua ossessione è cosa pensa la Lega. E qui siamo di fronte a un problema, siamo di fronte a un problema di una globalizzazione, ma il problema non è cosa fa la Lega o cosa non fa la Lega, come si fa a ridurre tutto Qual è la proposta ad una politica? Di questo parliamo. qual è la proposta politica? Ma io non lo so, ma non me ne frega niente. No, ti dovrebbe interessare, io sto cronista, io sto parlando di ridurre uno dei grandi fenomeni mondiali che abbiamo vissuto e secondo me abbiamo gestito male, a bieca polemichetta politica sulle felpe di Salvini. È un'azione
Da mentecatto quale sei? Da mentecatto quale sei? Perché qui siamo di fronte a un problema di un paese che si sta spopolando, che si sta svuotando, le aziende stanno andando all'estero, lasciando... No, Mediaset rimane, la produzione per il momento rimane in Italia. Per il momento! Cioè, io non so quanto sa. Ma perché le aziende si mettono insieme? Le Perché aziende- per essere no, competitive a ma non livello un conto, globale no, un conto è mettersi insieme, un conto è mettersi insieme, un conto è farsi conquistare. Guarda cosa è successo da chi? Prendiamo un esempio, così parliamo di cose concrete, non facciamo la polemica. No, io ti faccio un altro esempio, ti faccio un altro esempio, ti faccio l'esempio della moda. Settore della moda, noi eravamo fino a 10 anni fa alla pari con, anzi forse i primi del mondo. In Francia è stata fatta una politica sovranista di aiuto alle aziende, si sono creati due grandi gruppi francesi che si chiamano Louis Vuitton e si chiamano Kering, che hanno conquistato praticamente tutte le nostre aziende, Pucci, Gucci, Bulgari, eccetera eccetera, sono tutte francesi. In Italia siamo rimasti isolati, le aziende sono state messe in difficoltà, la moda italiana oggi non è più italiana, la moda italiana non è più italiana. Hanno venduto loro ai cinesi. Imprenditori di Prato, perché avete fatto entrare i cinesi? Imprenditori di Prato! Apriamoci! Ma bravo! E perché? No! Non hanno fatto i soldi! Vai a Prato! Io ci sono stato! Mi fai vedere Donato! Andiamo a vedere! Fatemi vedere Prato! Dov'è Prato? Vai Prato! Ma Prato! Prato, hai toccato, siccome sei stupido, hai usato il tasto sbagliato. Io non ti offendo. No, però hai usato il tasto sbagliato, perché Prato... Però secondo me sei deficiente nel senso latino di mancante, no, di sei deficio. stupido, perché hai citato l'esempio sbagliato. Perché tu, forse tu stavi aspettando di laurearti, non hai studiato abbastanza e non ti ricordi quando si disse, quando la Cina entrò, te lo ricordi David? Quando i cinesi... No, aspetta, fammi finire, se noi diciamo una cosa concreta. Siccome hai citato Prato, quando la Cina entrò nella World Trade Organization, si disse, nel 2001, sarà la fortuna, no, perché dobbiamo aprirci. Chi lo disse? Lo dissero i tuoi amici, tutti, i tuoi amici globalisti. Prodi non è mai stato. No, come no, tutti, apertura. L'unico che si oppose si chiamava, Giulio Tremonti, che disse, attenzione, perché se apriamo ai cinesi, quelli vengono, ci fanno dipendeva solo dall'Italia però. Ma tu sei tu che ne stai facendo una spicciola polemica politica. Io ti sto parlando del fatto che i paesi che vogliono sopravvivere si difendono, imparano a difendersi e non mettono sotto accusa un ministro della difesa che difende i suoi confini, se proprio vogliamo fare la polemica politica. Non voglio fare la polemica Anche la politica. sicurezza del paese. Sì, però c'ha ragione Mario, No, c'è un piccolo da un problema. certo punto di vista. La Cina è stato un problema. Lo chiedo col permesso della signora. La Cina è stato un grosso problema, però la bilancia commerciale Mario con la Cina per noi è ancora intera. L'unico Ma ci siamo fatti devastare interi Però settori produttivi. Vai a dirlo ai tuoi amici del Como, del tessile, vai a dirlo a Prato. Vanno a dire agli orafi di Vicenza quanto è stata drammatica la Cina. che vendono rispondo tantissimo. nel merito. L'unico sovranismo possibile oggi è il sovranismo europeo. Noi abbiamo da una parte un signore con i capelli gialli molto simpatico che si chiama Donald Trump che dice America First. Pensavo E fosse Mauro D'Amato. alle volte allo stesso Il quoziente livello di intellettivo, quoziente sul sì, tweet, certo. alle volte allo Ha stesso, twittato alla che stessa la Luna fa parte di Marte l'ultima capacità volta, vero? iperbolica Sì, uguale. Però il signor Trump, giustamente, avendo un paese piuttosto vasto, con risorse naturali, con grandi aziende, dal par suo fa anche bene a dire America First, ha gli elementi per farlo. Dall'altra c'è la Cina, con cui l'Italia ha firmato un accordo, 25-26 accordi commerciali, e in queste ore altri 30 accordi sono stati firmati tra Putin e la Cina. Molto più seri e solidi di quelli firmati tra il governo italiano, ma vanno benissimo anche questi accordi firmati da Conte, quel signore che ogni tanto compare, cioè che cazzo è Conte? Arriva e appare questo signore. Anche che Macron ogni tanto- ha firmato però, delle robette tipo la vendita di un migliaio di aerei. Infatti io non difendo Macron, io difendo il concetto di Europa First.
Io penso che gli Stati debbano fare un passo indietro. In che senso? Nel senso che la Commissione europea deve davvero diventare assieme al Parlamento eletto democraticamente da popolo, rappresenta il Parlamento europeo 750 parlamentari eletti Mi sento la maestra, direttamente, sì, Mario Giordano fa un po' rappresenta 500 milioni di cittadini di questo pezzo di mondo, che è l'unico modo, se sta unito 27, 28, purtroppo a 27, ha l'unica chance di poter competere con questi altri grandi player mondiali. Beh, Quindi che cazzo stiamo quindi le parlando? dimensioni Cioè, contano. ma no, anche come lo fai conta, è evidente. Il CETA, faccio un esempio più grosso è il Per mercato. quale più cazzo mercato. di motivo il tuo ministro Centinaio, no, è inutile che fai così con la mano, no, il ministro che hai difeso non ha voluto abolire il CETA pur avendolo promesso in campagna Spiega elettorale. cos'è il CETA. Il CETA è l'accordo, ritorno tranquillo, è l'accordo di libero scambio tra l'Europa e il Canada, in cui vengono riconosciuti 143 IGP, prodotti, Che indicazioni prima geografiche. diventavano parmesan e adesso non possono più diventarlo. Bene, Mario Giordano. andate a chiedere a quei Dai, famosi basta, consorzi di cui lui Giù il parla. microfono, giù il microfono. No, finisco solo Dai, il concetto. ok. A quei famosi consorzi se sono Il contenti o prosciutto, meno. il grana. Il prosciutto, Certo. il grana, il La sandaliere, contraffazione. il prosecco, Sì, il vino. certo. Ai produttori, ai piccoli produttori, se hanno avuto vantaggi o meno dall'export in Canada. Mario. La Lega non l'ha abolito. Non l'ha abolito! Basta. E l'aveva promesso in campagna Sul elettorale. microfono. Chiedetegli perché. Giù il microfono. Mario, è l'unica cosa di cui sono esperto, si vede dalla stazza, prosciutto, grana, ne mangio a chili. Effettivamente però Parenzo c'ha ragione. Qui l'Europa c'ha... Sui dati, basta analizzare le l'Europa cose. ha difeso l'Italia, tu dici, Sì. le imprese andavano No, difese, in generale- l'Europa lo ha fatto. Allora, in generale l'Europa non ha difeso i prodotti italiani, basta andare a vedere appunto i risicoltori di Vercelli o di Novara in base all'apertura dei commerci del riso della Cambogia e della Thailandia. Ma aspetta, fammi finire, te lo Quanto lascio dire. incidono? Aspetta, Quelle quote, incidono, spiega no, dove sono le incidono quote. che l'hanno Alla signora simpatica incidono che perché hanno vuole bene distrutto, vedere. perché hanno distrutto, Spiegaglielo le hanno quote, che distrutto, cazzo sono le hanno quote? distrutto il riso. Cosa hanno distrutto- sono le allora, quote? posso- Cosa sono? hanno dis- Donato? Mi fai vedere le quote? Cosa Posso? sono le La prossima quote? volta portiamo Donato. David, adesso però tu mi devi dire una E cosa. anche Mauro. Io vorrei che l'Europa ci difendesse, mi piacerebbe. Purtroppo l'Europa, aspetta, dammi un secondo. L'Europa non lo fa. Allora io ti voglio leggere alcune cose, se mi dai 2 minuti senza interrompere, poi ti rilascio fare due commenti, ti voglio leggere queste cose qua, così che non ho scritto io. In questo momento in cui siamo sotto il fuoco di insistenti ondate speculative, è opportuno soffermarsi su quelli che potrebbero essere i principali fattori di rischio. Cominciamo con il mettere sul banco dei colpevoli qualche imputato. Il primo è Maastricht. Bisogna rendersi conto che la politica monetaria europea è clamorosamente fallita. Un'altra eventuale strategia da perseguire per puntare a risanare i conti europei è rappresentata da una politica di protezionismo maggiore nei confronti dell'industria nazionale. L'incapacità dell'Unione Europea di uscire da tale intreccio debitorio perverso fa emergere tutte le contraddizioni dell'Europa monetaria. Tu sai chi l'ha scritta queste cose? No, le hai scritte tu. Colpo di scena. Le hai scritte tu, David! David! Le hai scritte tu! L'Europa si è rotta! L'Europa si è rotta! L'ha scritto David! L'ha scritto David! L'ha scritto David! L'hai scritto tu! David! L'ha scritto David! L'ha scritto David! L'ha scritto David! L'hai scritto tu! L'hai scritto tu! Quello che hai citato. L'hai scritto tu! Il libro. Sei in grado di combattere, sei in grado di... Donato! Donato! Questo è un colpo da KO, però è in grado di combattere. È in grado di combattere. Una cosa stupenda! Ma caro Donato! signora, È in grado di signora, combattere. le voglio... No, voglio Non andare alla voglio che signora. cambiate, non voglio che cambiate. Donato! L'ha scritto lui! L'industria nazionale! Aspetta, ha citato un libro che si chiama Libro Intervista. No! Eugenio Benettazzo, David Parenzo! Vaffanculo! Vaffanculo! Guarda, la copertina! Ah, dov'è che registrano? Dov'è che registrano? Questa
ecco qua, l'Europa si è rotta. Allora. Ah, David! David, basta, andiamo a casa, è finita. La trasmissione è finita. Chiusa, basta. A me, È finita. sinceramente. È finita. Comincia a parlare olandese, Giordano. È finita, mezzucca. Parlare olandese. È finita. Allora, Chiudiamo. in attesa È che, finita. che Mario Giordano impari l'olandese È finita. e faccia un Mezzucci, fuori dall'Olanda, Vi date una calmata? No, per le vostre coronarie c'è anche un ottimo reparto qui di psichiatria, però È finita. Vai, andiamo a casa. dai, hai avuto i tuoi 4 minuti, Giordano? Mario. David, città, come fa? visibilmente scosso, No, ma scosso perché è pazzo. disse Parenzo scuotendo la No, testa. ma posso dire pazzo perché Ti è ha un tirato giornalista, un cazzotto è stato di anche punto mio d'incontro. direttore, Neanche Hagler non è tirava stato, questi scusami, punti ma te lo spiego, è stato mio direttore in un'epoca straordinaria quando facevo una trasmissione numero unico, direi che sia a Radio Belva, con grande luce. Lui è stato mio direttore a Mediaset. Ora, la differenza tra un libro intervista, in cui tu hai uno che si chiama Eugenio Benetazzo, che non hai citato l'altro, che si chiama L'Europa si è rotta, scritto Firmato da te. Eugenio Benetazzo. Firmato da te. Ma tu hai letto Gli Spazi Bianchi o tu? No, ho letto tutto. È un E libro tu condividi intervista. tutto e lo firmi un libro che si È un intitola libro intervista L'Europa si è in rotta. cui intervistavo Andate e lo questo- trovate, ne trovate. Grazie. Sì, fatelo, infatti, grazie. L'arma segreta di Fatelo. Giordano. Ma non è... No, signora, è un libro. Lei No, adesso ho scritto l'Europa si è rotta. se intervisto Putin è non uno vuol dire che felice. sono putiniano, porca puttana! Ma Non capite firmi, o no? non firmi un libro, l'Europa si è rotta, l'Europa si è rotta, ci siamo rotti noi delle tue Mario. falsità. Mario, fallo parlare adesso però. Davide, 4 minuti, dai. 4 minuti, ma scusa, Che cazzo dire? Quattro Hai minuti, che preso, hai problema? preso 2 cazzotti e problema, adesso... ma è come dire, Se l'era preparata bene, dai, cazzo, concediglielo, è una dai. stronzata, È una stronzata. E tu mi dirai intervistato Berlusconi, condividi quello che ha detto, ma io no nel 90% dei casi, lui sì nel 100%. Ma allora, questa Europa si è Però, voglio rotta dire, oppure è no? una Mezzucci, L'Europa si è rotta mezzucci, oppure no? L'Europa si è rotta oppure no? mezzucci, basso livello. Basta. Problema. Giù il microfono a Papì. Giordano, giù il microfono a Se me lo Giordano. fai, se me lo fate spiegare lo Dai. dico volentieri perché non sono in imbarazzo in alcun modo, anzi. Io 6 anni fa scrissi questo libro intervistando una persona che di finanza, a differenza mia, se ne intendeva. Ed è una persona che in Veneto conoscete, in particolare a Vicenza, che si chiama Eugenio Benetazzo, Sì, bene. che è un signore che si occupa di tutti questi temi. E io l'ho intervistato e ho fatto questo libro in cui all'epoca dicevo, attenzione, c'è la crisi dei paesi con il debito sovrano. 4 paesi, i famosi PIGS. L'Europa si è rotta perché dicevamo in questo libro intervista, dove io intervistavo e chiedevo, non è che aderivo alle sue tesi, che cazzo vuol dire? Ma che vuol dire? Intervisti uno, ma che devi scrivere? Che devi dire? Ma se ha detto che Sì, vabbè, però... Ho detto, no, ma mi No, sembra- però tecnicamente, però- scusate, tecnicamente mi sembra tecnicamente... Se io faccio un'intervista, No, Mario, non Mario, firmo il libro, no, Eugenio, e lui tutta l'intervista, Era leggetela, condivisibile, lui 7 anni, ho condivide anticipato. tutto, lui fa, no, ma Faglielo te, spiegare, guarda, io ti Mario, faccio Mario, vedere la Mario. copertina, tu firmi il Mario, libro. faglielo spiegare perché Ma ha tecnicamente... spiegato, ma è una spiegazione che tecnicamente non sta in è una follia piedi, scrivere perché se quello io, che ho Anzi, mi intervistato dovreste dice dire lo bravo, contrario. perché 7 anni... Tecnicamente è una follia, Mi dai. dovreste dire bravo. Neanche perché Feltri non lo farebbe, dai. 7 ma anni... non scrivi, non firmi il libro così, lo firmi così. e La fai tesi questo era libro. No, vabbè, qua siamo alla lana Io già caprina. 7 No, anni dai, fa no, qua dicevo lana che il caprina. problema dell'Europa erano i paesi con il debito sovrano. Benissimo, e questo Tant'è è che innegabile. raccontavo la storia dei PIGS, quegli stessi PIGS, Portogallo. Una politica di protezionismo nei confronti dell'industria Lascialo, per nazionale. favore. Protezionismo nei confronti Era dell'industria una fase in nazionale. cui peraltro 7 anni fa l'Europa non era neanche quella di oggi e il tema del debito sovrano degli stati, tesi del libro che mi fa piacere che tu hai tirato fuori, vale anche oggi, perché in realtà
all'epoca il rischio c'era che l'Europa si rompesse, oggi no, è quello che ho scritto nel libro. Oggi l'Europa non si rompe. Quell'Europa là, quando hai finito di fare i gargarismi, continuo, quell'Europa lì rischiava sì di rompersi, perché la crisi del debito sovrano dei paesi PIGS, Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, rischiava di mettere in discussione tutto l'asse europeo, e quindi all'epoca l'Europa sì rischiava di rompersi. Oggi, nel libro che ho fatto oggi, che non è in continuità perché quello lì era la tesi di un'intervista fatta a un economista, Il Falsari invece sostiene che il risultato che c'è stato in Grecia e in Spagna dimostra esattamente il contrario. Cioè la Grecia, quel paese che in quel libro racconto come un paese che aveva il debito enorme, che era sottoposto alla Troica, è il paese più europeista d'Europa. Perché Nuova Democrazia... Mario, è fattuale questo, ragazzi, però, gli sovranisti non hanno toccato palla in Grecia. Ha vinto un partito che si chiama Nuova Democrazia, che è un partito che sosteneva le politiche della Troica. Allora, siccome le cose sono più complesse da come il falso, quello che ogni sera, no, attenti alle querele, ci fa scambiare tutti, siamo l'avvocato trucco. No, ma voglio dirgliela in modo elegante, perché è una persona intelligente, che però deve fare lo smargiasso e il finto populista popolare, per dire delle tesi apparentemente dolci e amiche, Mario Giordano. Ma qualcuno mi deve spiegare perché quando io scrissi quel libro intervista in cui spiegavo il problema dei debiti sovrani di questi 4 paesi, a distanza di 8 anni, nel nuovo libro che ho scritto, anticipando il risultato delle elezioni europee, ho detto che non ci sarebbe stata la fine dell'Europa, ma ci sarebbe stato un nuovo inizio. E infatti le elezioni lo hanno dimostrato, perché la Grecia e la Spagna ti hanno fatto il birignao i sovranisti, il birignao, i leghisti, non contano un cazzo. Davide, perché sei ossessionato? Perché sei così ossessionato? Mario rispondi nel merito. Mario Giordano risponde nel merito. Dai, sulla Grecia. Che sulla Grecia. E leggetevi l'Europa si è rotta. Doppia marchetta. Preso atto della patetica arrampicata sui vetri, prova degna delle Olimpiadi di arrampicata sui vetri di Davide Parenzo, e tutto quello, hai firmato un libro in cui si dicevano delle cose. Non sono Casa Pound, che quando scrivo un libro del Salvini vuol dire che io sono per Salvini, faccio interviste. Ti ho lasciato parlare, mi sono anche lasciato un po' i coglioni. Si contenga, no, coglioni non si può dire. Non si può dire coglioni. Perché altrimenti c'è della gente che dice, cosa state parlando di me? Allora, niente. Dai, rispettatevi però. No, a me capita sempre di dire, coglione, cosa? Mi conosce. Mi conosce. Preso atto della patetica. Vai Davide. Io dico se No, è vero. È vero. È il parenziano che... Sì, certo, io sono parenziano. Però quando uno mi dice coglione dico piacere Parenzo. nel merito... Io non ti ho detto coglione, ho detto Mario, nel merito le politiche 5 minuti di sulla Mario Grecia. Giordano. Rispondi nel No, ma io non voglio dire. Senza interruzioni, guarda che ti leggo il microfono. Ti rispondo nel merito. Che le politiche sulla Grecia fossero politiche drammaticamente sbagliate non lo dice Juncker, lo dice Juncker. Stiamo parlando di un'altra cosa. Ti stai dicendo i greci sono... allora fammi finire. Ti vengo a dire, io ho citato il tuo libro per dire che tu dicevi delle cose, adesso dici contrario. Succede a tutti, succede a tutti. La crisi del debito sovrano di 4 paesi. Adesso vai in giro con la bandierina europea e scrivevi l'euro fallimento, l'Europa solo. Capita di cambiare idea e si incassa il gol. Detto questo, guarda, purtroppo il colpo vergognosamente basso, perché come tu sai, se c'è uno che ha perso un posto di lavoro, ora degli stracci, qui siamo a merda alzo zero. Vola merda. Pubblico Mondadori, perché i miei libri vendono anche un po' più dei tuoi, e quindi sai com'è, le case difficili. La politica, anche i fumetti vendono. Dai.
Anche i libri porno, caro Parente. Assolutamente. Sono d'accordo. Nessuno dei due può scriverne uno, quindi No, andiamo io non scrivo, se lo devo pensare voi che scrivete io te l'ho sempre detto che Non è che ho... sta parlando Casanova, però il qui presente sindaco può testimoniare che a 20 anni insomma qualcosa Si difendeva. A 20 anni, vabbè. Difficile da credere, ma è vero. Nessuno si spiega il perché, ma insomma era uno che ci dava. Allora, io Ma voglio andiamo dire avanti. due cose su questo tema entrando nel merito. Uno, che le politiche europee sulla Grecia fossero clamorosamente sbagliate, lo dicono Juncker stesso e tutti gli europeisti. Non più tardi di qualche settimana fa il principe dei giornalisti europeisti Federico Fubini ha riconosciuto che ci sono stati migliaia e migliaia di bambini morti a causa della pessima politica applicata alla Grecia. Quindi quelle politiche lì dell'Europa sono fallite. Dopodiché dico sul risultato elettorale, se voi continuate a dire e a trincerarvi dietro la vittoria, tu analizzi un fatto sbagliando, perché in Europa il segnale europeo è un segnale evidente e fortissimo, dove in Italia vincono le forze sovraniste, in Francia la Le Pen supera Macron, in Gran Bretagna l'80% in Francia in Gran Bretagna siete andati avanti. È fuori dall'Unione quando ci uscirà. Gran Bretagna. Siete andati avanti per 2 anni, e fammi finire un concetto, ti tengono metto insieme, tu hai messo insieme qualsiasi, io ti cerco di rispondere al tema, ti dico che le politiche sono state sbagliate e la risposta che è arrivata dall'Europa è chiara. Siete andati avanti per 2 anni a dirci che gli inglesi erano contro la Brexit, hanno riconfermato la Brexit. In Germania le tue forze amiche della Merkel e i socialdemocrati si sono presi una scoppola memorabile. Sì, ma non allora, i verdi. No, certo, ho capito, ma io posso arrivare, no aspetta, però arrivo al punto. L'80% dei parlamentari nell'Europarlamento non sono sovranisti. No, ma è chiaro, i sovranisti non avranno la maggioranza, ma se fanno l'errore di non capire il messaggio come sta facendo lui, fortissimo, guarda, l'ha detto Mario Monti, l'hanno detto, se non l'ha detto Cacciari, se non lo dice il sovranista, se continuate a fare l'arroccamento e dire vabbè, hanno vinto, i greci hanno dato la maggioranza all'Europa, ha vinto la filo Europa, quindi andiamo avanti così, non avete capito una beata mazza, perché il segnale è forte, no, è il ministro il delle segnale finanze è europeo, contrario, è l'unione bancaria, allora, è l'unione sulla difesa, questa roba non ce la farete mai, evidente. non avete capito che il segnale è esattamente contrario. No, il segnale, il ritorno dello Stato-nazione. Il segnale secondo te la Grecia vuole il ritorno dello Stato-nazione? È cambiare. No, il segnale è cambiare questo tipo di Europa, cambiare radicalmente questa Europa. No, non con più Europa. No, avete già fatto la cazzata una volta. L'errore dell'euro è un errore storico fondamentale. Quindi bisogna uscire dall'euro? No, non bisogna uscire dall'euro. Dico che fare più Europa. Quando uscire dall'euro sì o no? in questo momento non si può uscire dall'euro, ma l'euro si sfrancerà da solo. Fatti pagare l'euro, voi 300.000 euro l'anno, l'avete già fatta la cazzata. Magari me li faccio dare da te, che te li fai dare da Confindustria e dal tuo amico Soros, te li fai dare tu dal tuo amico Soros. Colpo basso. No, posso giù i microfoni. Allora, posso dire una cosa? Soros è una persona seria. I soldi a Parenzo non gli darà mai. Va bene? Avete fatto una cazzata enorme, adesso se andate avanti senza capire il segnale, ne fate un'altra, avrete i forconi a Bruxelles, i forconi su per quel tuo bel
No, dai, non diciamo culo che non si può. Io dico una cosa molto molto semplice. Ha ragione Giordano. È evidente che la Commissione europea che sarà nominata e che si andrà a comporre tra poco ha in mano le sorti del futuro, potrà decidere che cosa fare. È ovvio che non resterà un'Europa come quella che abbiamo visto. Il segnale che è uscito dalle urne mi sembra assolutamente evidente, che il processo di unificazione europea, cosa che oggi non c'è, andrà avanti. Poi magari sarà sbagliato secondo Mario Giordano, ma io invece sono convinto che quello che è mancata è esattamente l'Europa politica. Spesso sono stati gli stati sovrani, che Macron in testa, che hanno bloccato provvedimenti europei. Quindi c'è un'Europa costruita a due velocità, in cui da una parte c'è il Consiglio europeo, aperta parentesi, il governo italiano tra un po'. L'ho chiesto oggi a Giorgetti a Confindustria, è venuto anche lui, è Giorgettone a Confindustria. Giorgettone chi? Giorgetti. Ok, perfetto, sottosegretario della Presidenza del Consiglio. Della Lega. Il governo, certo, può parlare Giorgetti, posso parlare io con gli industriali. Guarda che anche Mediaset è dentro. Laureato alla Bocconi. Confalonieri. Guarda, sai che mi hai dato una notizia, davvero? Davvero? Ma io non ci te l'ha detto che odio Io ho pagato Confindustria, chi dice che odia Confindustria? Ho pagato Confindustria, ho fatto un convegno, ho pagato, ma anche le date, tu lavori gratis. Soldi da Confindustria. Lavori gratis. Io lavoro per la mia azienda, non vado a prendere soldi da Confindustria. Non hai mai fatto un convegno? Non ho mai fatto un convegno. Mai fatto nessun convegno? Se lo faccio gratis. Ma figurati, ma che buono, ma che buono, cioè fai i convegni con gli imprenditori gratis, quindi tu presti il tuo lavoro In gratis. genere non li faccio, ma se li Beh, faccio... se posso aspettare una lancia a favore di tutti e due, nessuno dei due è pagato, perché ci mancherebbe anche altro. Ma chi ha detto che sono poveretti? Sono loro che devono pagare. Ma chi te l'ha detto che sono poveretti? Vabbè, disbudellate dopo. C'è un altro argomento interessante, la signora, per cui quelli di sinistra dovrebbero essere Posso dire, no, Davide, scusa, tu hai ragione. Scusami. E chi ha detto? Un signore ultra benestante, come me, per fortuna, più di me, Davide. fa un lavoro e viene pagato molto per il suo lavoro. Evviva! Solo che se un sovranista è pagato molto per fare il suo lavoro, perfetto. Se uno cosiddetto di sinistra, che poi non so neanche cosa voglio dire, visto che io a sinistra non ho votato perché ho votato un'altra cosa, sempre di quell'area lì. No, attenti. No, ho votato Emma Bonino, tranquillo. Non è sinistra. Non è sinistra. Non è un problema. Abbiamo una Ho notizia. votato più Europa, non c'è problema. Ma lo No, dico, bel successo anche. Bravo. Perché ho votato Mario Giordano? Tu perché hai votato? Perché hai votato? La coda di paglia. All'europeo Ma non è coda di paglia, perché La coda di paglia. non lo dico perché non lo dico, non l'ho mai detto, non lo dico mai. Che non credo che sia Possiamo utile che escludere un il- giornalista. possiamo escludere il Io PD? le mie idee le No, dico, non puoi le fare. mie idee le dico, Però non puoi fare. Però siamo dico al limite abbastanza per chiaramente. Anch'io. Le mie idee le dico chiaramente. Ho votato tante cose. Va da bene, me. Anch'io ho come direbbe votato tante Cruciani, cose, come allora- Ho chiesto, E allora? scusa. E allora? Come direbbe Cruciani? Mi hai rotto i coglioni. No, posso Subito. di una noia mortale. Posso fare io una domanda bastarda a Mario Giordano? Posso fare io una solo sto concetto, cioè l'Europa che non ha funzionato è quella dei governi. L'Europa che invece funziona è quella della Commissione del Parlamento. Allora, il Consiglio europeo... Ma Davide, su, ma non lo sai anche tu che non è il Parlamento, è una cosa che non ha funzionato evidentemente, a parte che non ha potere, sì c'è stata la riforma che ha aumentato un pochino i poteri, ma È che comunque non oggi funziona. la Commissione, non funziona. la Commissione Ma europea questa Europa non dovrà puoi avere il continuare a voto dire, del ma te lo Parlamento. dico per te, ma non continuare a dire che non ha funzionato. E vedi, tutti noi sogniamo l'Europa, gli Stati Uniti, che voglio funziona. dire un Il elemento problema è che continuando a sbagliare, le distanze che ci sono oggi fra i popoli europei sono maggiori di una Guardate volta. il paradosso. Vai a Ventimiglia e ti accorgi come, ecco, allora vai a Ventimiglia e ti accorgi di come l'Europa oggi sia molto più lontana di come una volta. Infatti, Ma colpa, ti e allora a dico questo una punto cosa io non ancora posso più impopolare. aspettare mentre spariscono Poi le dico una cosa aziende, ancora più popolare, non così la posso, usate non contro di me. posso aspettare che si stiano gli Stati Uniti e nel frattempo Mario, mi sì. muoiono le aziende, Mario. mi muore l'agricoltura, Mario, mi muore facciamo mi concludere, muoiono i facciamo paesi concludere, e facciamo aspettiamo il tuo sogno Però- dell'Europa Unita facciamo che è concludere fallita, che Allora. avete sbagliato, che avete fallito su tutto Provo a e lo dire- dicevi anche tu che è un fallimento. Provo a dire una cosa ancora più popolare, ancora più impopolare.
Per fortuna ci sono le sanzioni quando un paese sfora il debito pubblico. Andrebbero riviste e Avrebbero probabilmente... date anche alla Francia, ne avrebbero date alla Germania, esatto. la Francia 9 andrebbero volte date, negli ultimi e 10 le anni, sanzioni- la Germania ha sforato e le continuamente, sì, è vero. E le sanzioni andrebbero Ecco. date anche a quelli che non accolgono i migranti, perché se tu hai un principio europeo di solidarietà e di ripartizione dei migranti in Europa... Ma non li devi far arrivare Se i tu- migranti, Davide, non li devi far... No, non arrivano. tu, No, li paese, fermi, non li fai se arrivare. tu- Se fossi in grado di fare una in politica. attesa di spostare l'Italia in Germania, possiamo anche provare... Ti piacerebbe, con eh? i mezzi di Ti piacerebbe. Come diceva Intanto abbiamo spostato Mediaset in Olanda, è andato un po' più all'ora. Davide, In attesa di spostare Davide, tutto lo stivale... Come diceva Giorgia Meloni, non ci sono stati sbarchi in Austria, per No, esempio. esatto. Per esempio. Esatto. Non ci sono stati sbarchi. Non ci sono stati sbarchi perché forse lì il mare non c'è, ma non è Eh, neanche vabbè, questo stai il lì a guardare problema. tutto. Come l'hanno fermata la rotta balcanica, Davide? Dai, cosa hanno fatto? Allora, le Dando i sono soldi alla andate- Turchia, alla dai, Turchia. allora non è che ci sia solo il Chi è- Mediterraneo chi è sull'immigrazione. che ha Non raccontare balle chi ha con quell'umorismo dei chi tuoi ha, soldi. chi ha cambiato? Non se la vuoi fermare l'immigrazione, Chi ha la fermi. cambiato il meccanismo Quando hanno del voluto fermarlo ricollocamento? perché interessava la Merkel, l'hanno Chi ha fermata. cambiato il meccanismo del... Allora, facciamo una cosa. Quando voleva interessava la Merkel, l'hanno Noi fermata. stiamo facendo un duello che è fondato, io penso, non solo sulle opinioni ma anche sui fatti, che è quello che provo a portare. L'hanno fermato o Cioè, un no? L'hanno giornalismo di fermato o no? opinioni e un L'hanno giornalismo di fatti. ma vai a cagare, va. Guarda, vai a cagare. Dai fatti. Si stimano. Un giornalismo di Vai a cagare, il giornalismo dei fatti, i fatti di David Parenzo, ve li rileggo i fatti di David Parenzo, ve li rileggo, dai, il giornalismo dei fatti, ma come si fa? Ma che faccia, la faccia come... c'era in Portogallo il debito? Non Allora, stiamo parlando di immigrati, che cazzo c'entra il giornalismo dei fatti? Giornalismo del fatto, perché ti sei fatto probabilmente, Chi ha cambiato? non dei fatti. e Ti prima- sei fatto prima di venire qua. Prima si e sono quindi- abbracciati, si vogliono anche Ma ci bene. abbracceremo anche fra 2 La minuti appena abbiamo domanda, finito. in attesa di poter fare la domanda, che penso interessi tu, chi ha Mi hai cambiato? perso la domanda che poi tu interessa al mondo. No, Quindi, lasciamo parlare Chi Parenzo ha- 2 minuti, per favore. La E Madonna. allora venga lei a moderare, signora, che cazzo, mica capito, dai, sono tutti capaci là da fuori. Mi sembra quelli che simpatica- vanno allo stadio una e dicono simpatica passa la palla di là, ma cazzo vieni a giocare tu, no? E sarà mica facile questi due qua. Chi ha cambiato il meccanismo del ricollocamento obbligatorio dei migranti? Minniti. Il governo Conte. Ah. Prima di Colpo Conte di scena. c'era un principio basilare che veniva rispettato pochino, ma veniva rispettato. La Germania Madonna, quando è stato rispettato nel ricollocamento? Ma dai, ma non dire... La Germania. Allora, il principio obbligatorio Giornalismo dei fatti. del ricollocamento ha fatto sì che la Germania, rispetto fatto 100, se ne è presi il 70%. La Francia? La Francia molto meno. E infatti l'Europa avrebbe dovuto introdurre il meccanismo delle sanzioni, perché non vale solo per il debito, vale anche per tutto il resto. Secondo, quel genio di Conte è andato, tra l'altro governo che odia l'Europa, però almeno vacci per discutere. Salvini c'è andato una volta sola, almeno vai. Manca ancora il ministro degli affari europei, dici dell'Europa me ne frego, fai il ministro però. Savona a 80 anni è stato messo alla Consob, aspettiamo da mesi che il governo italiano, il mio governo, nomini il ministro degli affari europei per andare a fare il culo a Bruxelles. Ma faglielo nominare Mario, fagli una telefonata al tuo amico Matteo, digli Matteo, ma lo nominalo il ministro, così vai a Bruxelles e gli fai il culo. Partecipa, andrà Di Maio. Stiamo aspettando noi. Cosa sta aspettando? Scusa, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Un flash. Ricordo che quando siamo andati, che nei governi che piacevano a te, Ma quelli perché che hanno nei tolto il governi, meccanismo del ricollocamento obbligatorio? Ricordo, visto che è andato Per fare un favore a Orban, che voglia la puntata del cesto, Salvini. Fagli ricordare a Mario. Ricordo che i governi amici tuoi, Perché l'hanno tolto? ricordo che Perché l'hanno ricordo Fatto. no, quella è una domanda e un'opinione. Il fatto che ti racconto Perché io, l'hanno tolto? il fatto è Perché l'hanno tolto? Basta. il fatto è
che quando siamo andati in Europa a discutere, come dici tu, i governi amici tuoi, sono andati in Europa e per un po' di flessibilità, per l'inutile cosa degli 80 euro, hanno trasformato l'Italia... Cazzo, scusi, inutile rilanciare 1000 euro in più all'anno, inutile cosa degli 80 euro, insomma, è stata trasformata l'Italia nel centro d'accoglienza d'Europa, perché gli amici tuoi hanno detto fateli arrivare tutti in Italia, li hanno fatti arrivare e ce li siamo tenuti tutti qua. E quella la trattativa che tu vuoi fare, è quella la trattativa che tu vuoi fare in Europa, trasformare l'Italia nel campo dei profughi d'Europa. Quella è stata la cosa. Allora l'Europa li deve fermare, fermare, l'Europa la deve fermare l'immigrazione. Va bene. Fermare, per quello bisogna fermarla. Siccome siamo in conclusione, perché non sembra, ma è già passata più di un'ora. E Mario Giordano deve tornare a Milano, io lo ringrazio per essere venuto. Manco l'albergo mi pagano. No, l'alternativa era farlo dormire a casa di Parenzo, ma non avrebbe dormito nessuno dei due e neanche i vicini. Ma io avrei dormito volentieri con Giordano. Eccolo, sì, dopo aver aperto il gas probabilmente, ma... No. A Mario voglio fare una domanda leggera. Si sente un falsario? Perché ho letto di Gad Lerner, per esempio, che lo metteva in una lista in cui c'era anche Giuseppe Cruciani ed altra gente che diceva no, ma questi sono disubbidatori. Ha lavorato lui con Gad Lerner. Ma secondo te faceva dei reportaggi è un falsario? Deve molto anche a Gad per la sua straordinaria carriera. Mario Giordano è un falsario? È un falsario? No, è un furbone. È una persona che fa un bellissimo giornalismo di opinione, che ha il massimo rispetto. Allora, per me il giornalismo d'opinione non è che vuol dire che è meno di un giornalismo dei fatti, è un giornalismo d'opinione. Però è andato nei posti, ha raccontato delle io cose. vi invito, certo, io ho delle idee, non le nascondo come dico, ma le mie opinioni sono basate su inchieste da sempre. Ho fatto ma io mica sto contestando te, sei tu che hai contestato me. Io ti sto rispondendo su di me, mi sto dicendo che è un falsario. Ognuno potrà valutare, leggendo, chi mi conosce legge i miei libri, da Sanguisughe a Profugopoli, in cui raccontavo cose che peraltro hai citato anche tu nel libro. Tra l'altro il mio è talmente un giornalismo di fatti che nel tuo libro Falsari citi alcuni fatti anche che riguardano questa zona. Simone Borile, per esempio, la porca, perché io racconto i fatti. A che proposito lo cito? Perché stavo spiegando che il problema dell'immigrazione ma fa tutta la rave la fava. No! Ma allora hanno scritto un libro su quello, cazzo! Ma hanno scritto un libro perché tu dicevi ma li fanno arrivare perché ci guadagnavano su i farabutti che io ho denunciato raccontando i fatti, per cui chi vuol leggermi, è ovvio che ho le mie idee, le dico tutte le sere in TV, le vado quando vado, le dico qui senza nessuna paura. Ho le mie idee, contestabili come tutte le idee, ma vado in giro come, e lo ringrazio, ha riconosciuto Alberto, raccontando le mie cose e vi racconto delle cose. Poi voi potete interpretarle come volete, potete interpretarle in ogni modo, ma non è un giornalismo d'opinione, è un giornalismo che si basa sul racconto della realtà, come la vedo io. Montanelli diceva l'obiettività non esiste, se stasera uscendo di qua vediamo un incidente stradale e ognuno di noi racconta quell'incidente stradale, ognuno lo racconta in modo diverso. Ci sono i numeri, ma infatti io cito i numeri, poi sui numeri, come tu ben sai, si possono leggere, diceva Mark Twain, ci sono tre tipi di bugie: le piccole bugie, le grandi bugie e le statistiche, che sono le bugie più grandi di tutte. Per cui tutto si può fare. Io racconto delle cose e ve le racconto a mio modo di vedere, per cui tutt'altro che un falsario. È la dimostrazione che per raccontare le cose vere, anche nel libro Falsari, David Parenzo cita alcune delle cose che ho raccontato io. Benissimo. Non vi siete ancora feriti, per me è già un risultato. 3 minuti a testa, prima ha iniziato Mario, per cui conclude. 3 minuti di spiegazione, come se tu dovessi fare leggere. Ammesso che io spero, anni fa è balenata l'idea di avere David Parenzo come candidato sindaco. Era una cosa, mi ha terrorizzato di più che avere Bitonci sindaco, pensa quanto cazzo ero terrorizzato, ok? Però se ti dovessi far votare, cioè nel senso 3 minuti in cui spieghi perché ha senso che il tuo libro sia letto da quelli che sono qui, dai figli vi voglio rassicurare, perché ha senso? E lo dico, guarda, senza alcuna polemica, ho la fortuna, perché quello è veramente un culo pazzesco,
di fare un mestiere che mi piace, effettivamente, cioè mi pagano per fare un mestiere bello. E quindi devi dare il massimo impegno nel farlo, facendolo. Io ho iniziato qui a Padova, a Telenuovo, in una televisione qui, svegliandomi alle 5:30 la mattina e facendo un programma che si chiama Match, tutte le mattine, in cui facevo una rassegna stampa con 2 politici. Quindi ho iniziato a lavorare qui a 26 anni e poi via via ho fatto le mie cose grazie a un po' di fortuna, grazie al fatto che forse alla fine qualcosa so fare. Che cazzo hai fatto fino a 26 anni? Tra le altre cose, sarà Sant'Ira. Però L'ho fatto, sono stato, magari sono scherzo. Militare l'hai fatto? Non l'ho neanche conosciuto, non l'ho neanche sentito. Hai fatto un cazzo per Faccio 7 un anni. mestiere più bello del mondo e quindi non mi candido perché è una cosa che non mi interessa e non saprei neanche farlo, a differenza di altri colleghi giornalisti che invece hanno fatto i giornalisti e poi hanno fatto scelte diverse, a destra come a sinistra, da Paragone a Polito, da Michele Santoro a Lili Gruber. Faccio un'altra roba. Mediaset, ci sono un sacco di giornalisti di Mediaset che sono andati a fare i politici, poi forse torneranno a fare i giornalisti e viva. In fondo non è come fare il magistrato, vedete, per i magistrati indubbiamente un problema c'è, per i giornalisti quando uno dichiara quel che fa, io però non lo faccio e non lo farò, non lo faccio, quindi non ma mi perché interessa. dovrebbe? Quindi non mi devo far votare. Io vorrei semplicemente che le persone ragionassero su alcuni dati che io, non sono statistiche, ci sono dei numeri. Quando io ho raccontato gli effetti positivi del CETA, non l'ho fatto su una base interpretativa, l'ho fatto andando a sentire alcuni consorzi, quelli che vivono dell'export. Quel famoso 0,2% di cui tanto si parla in questi giorni è dovuto all'export, al fatto che per fortuna questo paese ancora resiste grazie a questo. Quindi ho messo insieme dei numeri. Non è vero come dice Mario Giordano che un incidente stradale, sì, quando passi nella semplificazione della vulgata dici vabbè, può essere venivo da destra, venivo da sinistra, ma il nostro mestiere è quello di provare a mettere insieme i fatti, i numeri alle cose, provare a dare un ordine alle notizie, ed è quello che forse da 2 punti di vista diversi proviamo a fare. Però io non mi sono basato, come dire, su sensazioni. Lo hai letto il libro di Mario Giordano? Sui numeri. Ha qualcosa di apprezzabile dentro o tutto Lo da buttare stile, via? ma io li ho letti tutti, io ne so, alcuni ne cito anche a memoria, quando invece quella roba, quel libro sta tanto a livello della scrittura, perché si vede davvero, e spero che si veda anche del mio, che l'ho scritto davvero io, che quelli di Mario Giordano, quando io lo prendo in mano, lo apro, sento che è lui, la sua passione, la sua vis polemica, lo vedo, e per questo mi piace, lo leggo. Profugopoli, sono libri straordinari che hanno un linguaggio molto semplice, quello che deve fare un giornalista, non è che deve fare chissà che romanzi. Io non penso che un giornalista sia uno scrittore, non mi considero uno scrittore, mi considero uno che sa scrivere in italiano piuttosto bene, credo, in modo normale, mettendoli dei numeri e dei fatti. Poi dopo ognuno si farà la propria opinione, ma ragazzi, siamo mica del paese di Orban dove sanzionato dall'Unione Europea perché quello è un paese amico loro, piace a loro. Pensate che loro voi sovranisti di voi. Mario, non cadere nel tranello. No, vi racconto soltanto questa. Dopodiché uno può sentirsi più vicino a Orban, io mi sento più vicino a Bruxelles, all'Europa, Capo del governo all'Europa democratica. Orban. Signor Orban, che è il capo del governo ungherese, che piace tanto a loro, che però gli ha fatto Marameo a Salvini a un certo punto. Sanzionato dall'Unione Europea per violazioni costanti dello Stato di diritto. Nel PPE, sta nel PPE, sta nei tuoi amici del PPE. Sospeso, ma sta nel PPE. Andava cacciato. È amico di tutti, ma sta nel PPE. Per me andava cacciato. No, l'orrore sta nel PPE. Il Parlamento europeo ha votato le sanzioni. Sta nel PPE, partito di maggioranza. In quel paese che però vi piace tanto, C'è qualcosa di utile in Ungheria, dai, avanti. Sì, forse le donne, non lo no, so. foie gras buonissimo, hanno un foie gras straordinario. È un paese che se vorrà continuare a rimanere in Europa dovrà cambiare, perché altrimenti non gli arriveranno più i fondi europei, perché il Parlamento ha votato una risoluzione importante. Sono passati 3 minuti. In cui a un certo punto ha detto o ti metti a norma oppure i fondi non li vedrai più. E infatti lui è rimasto nel PPE, si metterà a norma. Bene, il peggiore appello a leggere un libro che avevo mai sentito, veramente una roba orrenda, non compratelo. Mario Giordano. Hai letto il libro di Paese? Certo che l'ho letto, ho anche beccato alcune chicche, le ho anche citate sul giornale, per esempio la speculazione, si è inventata per Soros la speculazione etica. Ho inventato un ossimoro. La speculazione dell'uomo che ha messo in ginocchio l'Italia, che ha... È una bestia, ci sono degli animali incredibili. È sempre parte del complotto giudo plutaico Mossone che vanno là contro di me, anche gli animali. Chissà perché non avendo più altre armi mi scatenano contro.
mi scatenano contro le cavallette. Chissà perché. Ho letto il libro di Davide modellato una cavalletta. e penso di lui esattamente quello che diceva prima, cioè noi raccontiamo delle cose, dei fatti, tutte e due, e ovviamente quando lui diceva mettendole in ordine, è ovvio che mettendole in ordine ognuno le mette in ordine secondo quello che è il suo punto di vista, è normale, ma si raccontano delle cose. Non condivido nulla ovviamente dell'assunto del suo libro, ma ha fatto un libro raccontando delle cose, esattamente come ho fatto io, poi ognuno giudicherà. Io ritengo che sia fondamentale per me in questo momento mandare un messaggio al di là della difesa delle nostre radici, proprio perché viviamo in un mondo sempre più aperto, sempre più globalizzato, sempre con i cinesi alle porte, come dicevo prima, sempre più aperto. È importante difendere quello che noi siamo, la nostra identità, perché vedi, qualcuno mi dice tu sei contro la globalizzazione, Giordano vuol costruire i muri. A parte che i muri, come dicevo prima, tutte le grandi civiltà sono nate attorno ai muri. Cittadella, dove siamo stati oggi a dei Venezia, muri no? meravigliosi. No, tutte le città. E il Papa che si pone tanto l'apertura sta chiuso dentro le mura vaticane, per dire, no? Quindi le mura sono... Ma al di là di questo, la globalizzazione non è né bene né male. L'errore è stato farci credere, e anch'io ci sono caduto per tanti anni, che l'apertura, aprirsi, fosse di per sé un bene. La globalizzazione è come il mare aperto. Il mare aperto non è né bello né brutto. Il mare aperto è il mare aperto. Se tu ci vai con una nave attrezzata, lo attraversi e ti apprezzi anche i paesaggi. Se tu ci vai con una canoa, la prima onda alta, vieni travolto e muori. E noi siamo andati incontro al mare aperto con le canoe, ci hanno mandato incontro al mare aperto con le canoe. Questo c'è l'Europa. E l'Europa è stata una delle cause di questo nostro naufragio. Il mio libro si apre con una dedica a mia figlia Alice, che come tanti ragazzi è andata all'estero ed è all'estero, e si chiude dicendole ti ricordi l'anno scorso quando siamo andati in Grecia? Siamo atterrati in un'isola e ci hanno fatto vedere di chi sono questi l'aeroporto, chi gestisce l'aeroporto delle 15 principali isole turistiche? Parenzo. Fraport, una società tedesca, la Grecia è stata messa in ginocchio ed è stata depredata con il consenso di quell'Europa che ti piace. Allora io dico, siccome siamo in un mondo aperto, I greci hanno deciso di restare in Europa, vabbè, hanno deciso, ma i soldi vanno in Germania. Davide, ti ho fatto venire e chiudo, no, dico una falsità. Fraport, che gestisce 15, è tedesca, il porto del Pireo è cinese, ci stiamo facendo depredare. Allora, appello, perché è importante secondo me leggere il mio libro e pensare, perché proprio perché noi siamo in un mondo aperto e globalizzato, noi dobbiamo difendere le nostre radici, la nostra identità, che significa anche difendere la nostra terra, difendere i nostri simboli, difenderci dal vento. Mettere le cose un po' meno alla cazzo di cane, per esempio. Non l'ha neanche messo il comune quella roba là, e quindi non è neanche colpa del sindaco. È sempre colpa del sindaco. Dobbiamo, e chiudo, imparare a difenderci, proprio perché siamo in un mondo aperto. Dobbiamo difendere le nostre radici, le nostre tradizioni, i nostri simboli, i simboli religiosi. Noi ci stiamo vergognando delle nostre radici, ci vergogniamo dei simboli, delle tradizioni dei nostri padri, dei nostri nonni. Copriamo le croci al cimitero per non offendere le religioni, copriamo le statue al Campidoglio, ci vergogniamo dei nostri simboli, delle nostre radici. E allora così facendo, e chiudo, e così facendo non c'è apertura, non c'è dialogo. Se si va in mare aperto così non c'è nessun dialogo, c'è solo sottomissione, e io un paese sottomesso ai miei figli non lo voglio lasciare. Il sindaco di Montegrotto, che deve sapere una cosa, io sto domanda le faccio più, sono troppo stanco, sono troppo vecchio per fare queste cose. Lo useranno in campagna elettorale questo incontro contro di te. Che partito è peraltro? Domanda capziosa. Allora, la domanda di Parenzo, adesso rispondo alla domanda di Parenzo. Allora, Alberto, noi Montegrotto è una città aperta al confronto, ai punti di vista diversi, quindi io credo che a prescindere da come ognuno di noi la pensi, questa sera siamo
maturati, abbiamo creato una consapevolezza maggiore a prescindere da come la si pensi, e questo grazie a due professionisti, a due giornalisti, 3 giornalisti importanti come io non lo sono più. Gottardo, Giordano e Parenzo, che ringrazio ancora. dall'ordine. Io di che partito sono, Davide Parenzo? Posso dirlo? Beh, a Montegrotto c'è una lista civica trasversale che va da Forza Italia al Partito Democratico, a un'area cattolica molto importante. Io però mi rifaccio una tradizione. Nazareno di Montegrotto. Mi rifaccio una tradizione storica. Ha vinto, abbiamo già vinto. Da Montegrotto a Bruxelles, ripartiamo. Villa Conquistiamo Draghi. l'Europa. Villa Draghi. Posso baciarla? Sì. No, aspetta. No. Lei ha detto che... Io mi rifaccio una tradizione storica un po' diversa. Io sono iscritto al Partito Socialista Italiano, quindi sono un socialista. Cazzo, è l'unico però. Esistono anche le mosche bianche. Quindi, detto anche il mio partito, volevo ringraziare Alberto Gottardo con un piccolo presente, Mario Giordano, sapendo che siete sempre i benvenuti a Montegrotto, e anche Davide Parenzo. Grazie mille, è stata una serata magnifica. Grazie. Grazie Riccardo. Grazie a tutti voi per questa serata che, come ha detto il sindaco, è stata veramente magnifica. Ringrazio i nostri ospiti. Per quanto ci riguarda, per lunedì noi con Villegendo faremo un'altra tappa e saremo a Ponte di Barbarano con Elsa Fornero, altra grande serata. Mario, sei invitato. Elsa Fornero. Non vorrei riaprire il dibattito, ma dovremmo dire grazie a Elsa Fornero. Spiego perché. No, invece Poi giovedì torneremo qui con Paolo Crepè. Benissimo. Una comunicazione di servizio dove per scendere e uscire da qua dovete passare per la villa. Per le scale della villa, non per sotto queste. quella tenda lì trovate il banchetto Esatto. che vende entrambi i libri, quello brutto di Mario Giordano e quello bello di Parenzo, E gli autori saranno a disposizione poi per filmarli, per dedicarli. Grazie a tutti, buona serata. Grazie davvero. Mi chiamato del mio libro da un campo rom. No, Non pensavo, io ho detto guarda che palle. Quali sono le comemorazioni del giorno? Devo bloccare?